Vedo che siete ancora qui. Bene. Vuol dire che siete curiosi di conoscere la vostra vera identità. Oggi ci troveremo con una delle nostre tante escursioni nel luogo sacro Rotonda di Corona a Rubia, denominata dagli abitanti Santa Maria Sungroi. Situata nella giara di Genoni, l'archeologo Tramilli, a metà del Novecento circa, definì pozzo sacro la struttura realizzata con tanta maestria. Ma si capì con gli anni la distinzione dalle altre strutture dell'epoca, pur essendo un vero e proprio tempio del culto dell'acqua. La capanna delle riunioni ha la tipica planimetria, con tanto di sedili per tutta la sua circonferenza, e un ingresso volto a sud-est. Il sito è composto da più edifici, modificati nel tempo, sia per la frequentazione in epoche successive nell'era romana, repubblicana, imperiale, sia per azioni vandaliche, sia, ahimè, per la costruzione negli anni 50 di un acquedotto in cui vennero utilizzati i bellissimi blocchi in basalto. Vi sono altri edifici circostanti di epoche successive in cui si nota visibilmente il riutilizzo di blocchi di basalto isodomi appartenenti sia alla capanna delle riunioni sia alla Sacra Rotonda. A suddivisione dei due edifici più antichi, ovvero sia la capanna delle riunioni e la Sacra Rotonda, vi è posta un'enorme muraglia. Ora non capiamo se ci fosse un valido motivo per poter separare le due strutture più antiche con questa enorme muraglia, visto che nelle epoche successive ci sono state delle modifiche che possono aver cancellato del tutto l'ingresso comunicativo tra la capanna delle riunioni e la Sacra Rotonda. Il capo tribù e solo le più alte cariche potevano accedere alla capanna delle riunioni per discutere di infrastrutture, politica, agricoltura e per dare benessere e sicurezza al proprio popolo. Ma arriviamo ora alla Sacra Rotonda.
con i suoi 11 metri di diametro, notiamo subito la grande canala, ricavata con un blocco basaltico, in cui notiamo subito che quello non è il punto originale di locazione, quindi non capiamo bene la sua funzionalità. Forse in passato, prima degli atti vandalici, c'erano altre canale ad unione che potevano aiutare ad immettere o a far defluire l'acqua in eccesso, quindi la funzionalità è ancora sconosciuta. Forse era stata utilizzata solo e esclusivamente come fonte di benedizione e non per poter immergere il proprio corpo. La magnifica sacra rotonda, composta per la maggior parte dei tipici conci a T lavorati finemente dai nostri avi scalpellini, mostrano una bellezza ineguagliabile per il tempo, con i banconi sedili e una pavimentazione composta da lastre di pietra, un ingresso rivolto a sud-est e una nicchia ricavata in un lato per poter deporre le ceramiche e i bronzi che i nostri antichi avi adoravano. Tante le incertezze e le ipotesi sull'antica civiltà sarda, ma noi siamo qui anche per questo, per aiutarti a capire chi eravamo.